sente? Si sente, si sente. Egregio signor Sindaco, pregiatissimi consiglieri comunali, egregio segretario comunale, carissimi cittadini presenti. Chiedo di nuovo scusa per l'emozione dovuta all'ufficialità della circostanza e a quello che mio malgrado sento profondamente di dover esternare. Il 12 giugno scorso, in occasione dell'elezione del nuovo sindaco di Taglio di Po e del rinnovo del Consiglio Comunale, 247 tagliolesi hanno espresso la loro preferenza scrivendo il mio nome sulla scheda elettorale. È stata la seconda volta che si è verificato un risultato personale così soddisfacente. Anche 5 anni fa, avendo ottenuto il maggior numero di preferenze, avevo ottenuto il maggior numero di preferenze degli elettori. Sia allora che lunedì 13 giugno, dopo la proclamazione di Laila sindaco, mi sono sentita gratificata ed appagata dalla fiducia riposta in me dai miei concittadini. 5 anni fa non c'era stata data la possibilità di esprimerci in maggioranza, ma quest'anno il primo pensiero è stato: vorrei ripagare la fiducia di chi mi ha votato, impegnandomi al massimo per il bene del mio paese, ricoprendo un nuovo ruolo finalmente operativo, atteso anche e sicuramente da chi mi ha votato. Molte persone che ho incontrato in questi giorni, basandosi sul risultato elettorale, mi hanno chiesto se sarei stata io il vice sindaco. Non avrei ambito a tanto, anche se sarebbe stato plausibile e corretto. In realtà credevo che avrei potuto mettere a disposizione dell'amministrazione, dei cittadini e del paese che amo l'esperienza politica maturata in questi 5 anni, il mio vissuto personale e familiare, magari anche la mia esperienza professionale, scusate. Per farla breve, credevo, come lo credevano in molti, che mi sarebbe stata data la possibilità di ricoprire la carica di assessore, magari all'istruzione o alla famiglia, ambiti a cui sono particolarmente sensibile, o per l'attività professionale che svolgo, alle attività produttive. Invece, anche questa volta, non mi è stato assegnato alcun ruolo amministrativo ed operativo, bensì una posizione marginale da gregario. Mi è stata assegnata una delega. Purtroppo, ancora una volta, devo rimproverarmi di essere stata troppo ingenua, troppo ancorata ai principi. Credevo che sarebbe stata rispettata la volontà della cittadinanza. Il sindaco nel saluto di presentazione diceva che in democrazia la volontà popolare è sovrana. L'articolo 1 della Costituzione dice che la sovranità appartiene al popolo. La volontà era stata espressa in modo inequivocabile con il voto e le preferenze di domenica 12 giugno. Invece hanno vinto decisioni, logiche e disegni superiori dai quali in questo momento desidero allontanarmi in modo fermo e deciso. È evidente che per questa amministrazione 247 preferenze non sono significative. Essere il primo dei candidati eletti non merita un riconoscimento. E non mi si ribadisca che mi è stata riservata e proposta una delega, che risulta essere peraltro incompatibile con i miei impegni di lavoro. Silvia, io non ti ho mai promesso un incarico di assessore e non ti ho mai promesso niente, questo tu lo sai bene. Che dopo tu ti sia fatta delle tue idee, per carità è comprensibile, questo non lo metto in dubbio, ma io non ti ho mai promesso nulla. L'avere lavorato come tutti per ottenere preferenze era per tutti l'obiettivo della vittoria, personalmente di fare parte della squadra vincente. Ho ritenuto di incaricare come assessorato le persone che ho ritenuto idonee a gestire e portare avanti il programma politico-amministrativo. Ciò non di meno ho fatto dando incarichi anche ai consiglieri eletti. Io non sono una persona seria e mantengo le promesse. Se ti avessi promesso qualcosa di più l'avrei mantenuto, questo tu lo sai. La tua partecipazione alla squadra è stata e sarebbe importante. La delega a te data ti permetterebbe la libertà di decidere e di fare. Ma tutto deve essere voluto dal cuore per migliorare il paese e non per calcolo di un titolo. A malincuore accetto le tue dimissioni e ti auguro tutto il meglio che la vita ti può riservare.
Ti ringrazio Laila, proprio con il cuore personalmente. Ti voglio dire che non ho mai, assolutamente mai affermato che tu mi abbia promesso qualcosa. Ti chiedo soltanto pubblicamente, no, privatamente, e lo ribadisco qua, che non mi hai mai assolutamente promesso alcun ruolo. Vorrei che fossero chiari i criteri con i quali sono stati assegnati i ruoli di assessore. Solo questo. Ti ho detto che ho ritenuto di incaricare come assessorato le persone che ho ritenuto idonee a gestire e portare avanti il programma politico-amministrativo, non per un'intelligenza superiore alla tua, questo assolutamente no, scusami che finisco, non assolutamente per questo, ma per la disponibilità e anche per l'appartenenza politica. Per carità, non sto dicendo niente, non avevamo fatto nessun contratto, perché per me la stretta di mano vale molto di più. Perciò mi dispiace questa tua amarezza che veramente mi fa male. Mi dispiace, scusami, se sono stati preponderanti, è stato preponderante il numero di preferenze ricevute o le competenze professionali di ognuno di loro, che sono sicuramente dei professionisti brillanti e stimati, a ricoprire ruoli anche tecnici che richiedono sicuramente delle competenze tecniche che per la professione svolta non tutti possiamo avere, solo questo. Sicuramente non tutti possiamo averlo, questo dovresti saperlo. Comunque hai un voto a differenza della Claudia. È comunque un voto. Comunque Silvia, quello che tu hai promesso ai tuoi elettori, io purtroppo non lo so. Laila, se è vero, com'è vero che mantieni le promesse, sì, evidentemente qualcosa era stato promesso a qualcuno. No, c'è anche un discorso politico, non puoi ignorarlo questo. Allora, la nostra era una lista civica, Laila, non era una lista politica. Sono stata ingenua, ma sicuramente 50 anni. Ti auguro il meglio, Silvia. Altrettanto a voi, ricordatevi dei taglio di Pava e dei tagliolesi soprattutto. E abbandonerei l'assemblea visto, insomma, secondo me la non utilità e anche la poca correttezza nel proseguire vista la decisione. Insomma, ecco, vi auguro buon lavoro e ribadisco per il bene del Paese. Grazie, arrivederci, buonasera a tutti. Allora andiamo avanti con il punto numero 5, presa d'atto della costituzione dei gruppi consigliari e dei rispettivi capigruppo. Allora, in base all'articolo 3 del regolamento del Consiglio Comunale, per scrivere nella prima seduta del Consiglio è la costituzione dei gruppi e la designazione dei rispettivi capigruppo.